Buona mattinata a tutti. Io prendo il posto della dottoressa Chiara Mazzer, quindi sono stata avvisata ieri, perdonatemi se non ho potuto leggere tutto il libro, però vi racconterò la mia storia, il mio punto di vista. Io sono nata a Torino. Ho vissuto negli anni 70 tra Conegliano, poi mi sono trasferita a Codogné e poi per scelta e per amore sono venuta a vivere a Vittorio Veneto. Lo considero una cittadina meravigliosa. Faccio questa premessa per dire che io proprio ho scelto di venire a vivere a Vittorio. Sono madre di 6 figli, quindi loro, quando noi ci siamo trasferiti qui, facevano, i più grandi sono andati all'università, mentre i più piccoli facevano tra le elementari e le medie e le superiori, no? Quindi ricordo bene tutte le problematiche, i punti di forza e i punti di debolezza della città di Vittorio Veneto, per anche quello che riguarda i giovani. Poi sono un'imprenditrice, come è stato detto, quindi lavoro nella zona industriale di San Giacomo. Per pochi metri sono nella zona di Conegliano, nella zona industriale di Conegliano, ma è una questione proprio di pochi metri. Quindi io mi sono sempre sentita come punto di riferimento, ho sempre avuto sia Conegliano, sia l'amministrazione comunale di Conegliano, ma di Vittorio Veneto, perché in realtà siamo molto vicini, forse siamo più vicini a Vittorio Veneto. Una delle prime cose che ho fatto dal 2002, da quando rinasce questo polo industriale della famiglia Bianchi, che riparte dopo aver gestito per molti anni il marchio Silca, è quello di mettermi in contatto con le amministrazioni, sia di Vittorio Veneto che di Conegliano, per un motivo molto semplice, perché ho sempre ritenuto che la fabbrica è un'entità viva che deve relazionarsi nel territorio dov'è posizionata, dov'è collocata. Siamo andati oltre. All'interno della nostra fabbrica abbiamo deciso di fare un museo, il Museo delle Chiavi, e piano piano l'abbiamo arricchito sempre di più finché è diventato il museo privato più ricco di oggetti che riguardano chiavi, il mondo della chiave ovviamente, di tutta Europa. Quindi un museo privato molto importante, che è stato segnalato ad entrambe le amministrazioni, è aperto ovviamente gratuitamente al pubblico, agli studenti. Perché questo? Perché la fabbrica si deve interfacciare. Se io da cittadina vittoriese osservo che abbiamo una vivacità manifatturiera incredibile, ma siamo nel mondo della manifattura, siamo nel mondo della moda, siamo nel mondo del food, no? Cioè ci sono tantissimi, c'è una diversificazione proprio, no? Di tessuto industriale. Poi però se tu esci alla sera a Vittorio, c'è questa, come posso dire, c'è questa bellissima città, parliamo di Serravalle per esempio, no? La storia, no? Io vedo che tutti i nostri clienti che arrivano magari da fuori Italia, dall'Europa, dall'America, dall'Asia, quando li porti a camminare a Serravalle o li porti a Sant'Augusta, a Sant'Andrea, rimangono molto colpiti. E la prima cosa che ci dicono, soprattutto gli americani: vivete di turismo, vero voi? Noi no, non viviamo di turismo. Stranamente noi abbiamo dei palazzi che fanno invidia a Venezia, no? Come diceva giustamente l'amico Posocco, quando ci incontriamo a Venezia in palazzi meravigliosi. Ma Vittorio in modo particolare ha una storia antica e la si vede, la si percepisce. Io ho passato a casa nostra l'usanza è festeggiare il 24 dicembre e quindi il 25 dicembre io e mio marito, invece di fare il pranzo tipico di Natale, abbiamo camminato per 3 ore per tutta Vittorio. Era vuota perché tutti erano ovviamente impegnati nel pranzo di Natale ed era bellissima, era una giornata di sole, filtrava qualche raggio di sole e quindi c'è questa percezione di questo paese
che ha una potenzialità incredibile, incredibile, la bellezza, l'armonia di alcune. Poi certamente, come giustamente diceva prima il professor Prosocco, qualche condominio magari sarebbe da abbattere, ma è una questione che si può fare, no? Cioè c'è un tessuto industriale e la bellezza della città, no, al quale appartiene, che andrebbe assolutamente messo in rete. Quello che manca, non quello che manca, quello che io percepisco, non che manca, è proprio questa mancanza di riconoscimento tra la fabbrica, il mondo della fabbrica e, se mi passate il termine, della cultura della città, che è grande, perché basta aprire qualsiasi palazzo per scoprire delle meraviglie. E quindi noi abbiamo visto interventi di mecenati a Treviso piuttosto che a Belluno, cosa è successo e che cosa hanno fatto. Perché io mi ricordo Treviso negli anni 70 com'era, non era certo così, ma come non lo era neanche Belluno. E quindi è evidente che bisogna mettere in rete voglio dire, non è così facile coinvolgere gli imprenditori. E qua faccio un mea culpa e metto il cappello da imprenditore. Però non è neanche così facile magari coinvolgere gli amministratori. Per esempio, negli anni 2000-2002 è stata restaurata la scalinata che porta alla stazione ed è dedicata a mio suocero, a Camillo Bianchi. Io mi domando, ma perché poi nessuno ha più bussato alla porta? Non solo quella della famiglia Bianchi, ma di tutti gli imprenditori del territorio. È evidente che poi c'è la necessità di restituire. C'è la necessità di restituire, oltre il tempo che noi dedichiamo alle nostre fabbriche, anche poi di intervenire. Voi pensate che il Palazzo Correr, faccio un esempio su tutti, grazie proprio all'associazione il Comitato francese per la salvaguardia di Venezia, grazie a loro, i francesi, abbiamo restaurato 30 stanze. Grazie a loro abbiamo restituito 30 stanze all'Italia e al mondo di un palazzo meraviglioso. Ecco, allora mi viene da dire che poi i soldi in qualche modo ci sono e si trovano, però bisogna avere un progetto, bisogna avere una visione. Guardate, noi siamo partiti col comitato francese e poi lo sceicco Altani ha sponsorizzato, questo è a bilancio quindi lo posso dire, sempre ci ha sostenuto in questo miglioramento del Palazzo Correr per oltre 1,2 milioni. Cioè, se tu hai la visione e lo presenti in un quadro di riorganizzazione come può essere quello della fondazione, perché è evidente che il mio lavoro in fondazione non è certo quello di critico d'arte, Prosocco lo sa bene, non mi occupo di quello, io mi occupo di organizzazione, di riorganizzazione di una fondazione che ha uno statuto molto pubblico e in parte privato, quindi difficile anche da gestire, perché tutti noi siamo sempre consapevoli che quando parliamo di pubblico ci troviamo di fronte a veramente dei muri burocratici. In realtà, che cosa è successo a Venezia? Ma lo porto come un case history, che avere un sindaco imprenditore, quindi con una visione e con un modus operandi molto diretto e con il suo modo, il suo saper fare e agendo all'interno delle partecipate come con la fondazione, quindi mettendo delle persone strategiche che hanno altre esperienze e quindi contaminano con altre culture, è nata la differenza, a tal punto che poi i soldi arrivano dai comitati francesi, arrivano dallo sceicco, perché? Perché c'è una visione. Allora io, che sono una persona del saper fare, mi piace andare ai convegni a parlare, però poi ritengo che tutti poi dobbiamo portarci a casa qualcosa. La sfida è che su questo libro dobbiamo costruire il futuro. Cioè, dagli stimoli che emergono e dagli studi che sono stati fatti, dobbiamo per forza di cose ricostruire il futuro, riimmaginare questa città che ha un potenziale incredibile. Abbiamo 2 uscite dell'autostrada, siamo al di sotto delle Dolomiti, no, patrimonio dell'UNESCO.
siamo vicinissimi a Venezia. Io ho lanciato una sfida 1 anno e mezzo fa all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto e abbiamo portato le murrine, abbiamo portato le murrine di Burano, abbiamo fatto una mostra qui a Vittorio sostenuta da noi, dalla Key Line. Perché questo? Perché Venezia è vicinissima. Ma ve ne dico un'altra, perché Venezia ha dei depositi d'arte che vanno aperti. Noi abbiamo oltre 700.000 opere d'arte. C'era tendenzialmente negli anni passati, si diceva, come posso dire, il pensiero comune a Venezia era che i depositi dovevano rimanere chiusi. No, è sbagliato. Se io apro i depositi e porto la cultura al di fuori di Venezia, sulla terraferma, ma Venezia ha inciso moltissimo la cultura veneziana, Vittorio Veneto, è quasi un prolungamento della nostra Venezia, Vittorio Veneto. Se io porto la cultura, se io faccio uscire la cultura da Vittorio Veneto, sapete cosa succede? Che costringo le persone ad alzare l'asticella. Com'è che crescono le persone? Com'è che possiamo tutti noi fare un cambiamento nella nostra vita? Semplice, studiando, alzando l'asticella, no, entrando nel mondo della cultura, perché con la cultura si vive. Certo che poi bisogna creare un progetto, costruire un progetto, però con la cultura si vive. Quindi io lancio un'altra sfida da questo palco e Franco, che ormai mi conosce e sa bene che quello che dico poi faccio, e guardo in faccia Castro, guardo in faccia Tonon, tutte le autorità presenti in sala. Io sono pronta come presidente della Fondazione Musei Civici. Apriamo questi depositi e portiamo degli oggetti che senso ha tenerli nascosti? Facciamoli vedere, divulghiamoli, no? Creiamo cultura. Dove c'è bisogno, Venezia deve venire incontro. Voi sapete che il problema nostro a Venezia è proprio l'intasamento di Venezia, soprattutto in alcuni periodi. Quindi che cosa dobbiamo fare? Ridistribuire quelli che sono i flussi turistici, e Vittorio Veneto ne deve assolutamente beneficiare, ma ne deve beneficiare non perché è figlio di un dio minore, ma perché ha tutte le caratteristiche per farlo. Ha un tessuto industriale fortissimo, una catena di imprenditori che secondo me coinvolti possono fare la differenza. Abbiamo visto che nel nostro piccolo abbiamo creato degli eventi all'interno della Key Line, perché la fabbrica che cos'è? La fabbrica è un contenitore all'interno di una location. Allora apriamo questo contenitore e facciamo degli eventi culturali in fabbrica, proprio che magari non sono legati neanche al prodotto che faccio. Ma perché? Perché la fabbrica deve fare cultura. La fabbrica deve fare la cultura dell'impresa e non solo, cultura del suo welfare, cultura dell'amore per le persone che ci lavorano dentro. Ed è evidente che più ci apriamo, più ci contaminiamo al mondo, più riusciamo a portare all'interno delle nostre fabbriche, delle nostre organizzazioni amministrative, quello che è culture diverse, più possiamo fare la differenza. Ovviamente questo vuol dire imparare a lavorare non sentendosi più il capo, l'imprenditore, ma dobbiamo diventare tutti leader delle nostre aziende, del nostro territorio, delle nostre case, dei nostri condomini, dei nostri negozi. Ognuno deve fare la sua parte. Io dove vivo vi assicuro che qualsiasi oggetto che devo comprare per la casa esce da Vittorio Veneto. Perché? Perché se io non vado dalla bottega fuori di casa, che cosa vuol dire? Che domani mattina la bottega chiude. E su questo dobbiamo lavorare. C'è un codice etico, perché non possiamo lamentarci e poi non lamentarci che chiudono le botteghe, però poi andiamo a comprare magari in altre attività. Io ho visto lo sforzo incredibile quest'anno che c'è stato a Vittorio Veneto dei mercatini di Natale.
ed è una cosa importante, però poi bisogna andarci, bisogna esserci. Voi avete visto, ma ne parlo come dato oggettivo, no? La ruota che è stata fatta a Conegliano con tutti i pro e i contro, però poi ha creato un movimento, perché poi pare che la gente abbia voglia di uscire, pare che la gente abbia voglia di stare insieme. Ecco, tutte queste cose, no? Tutte queste energie vanno evidentemente incanalate, ma noi partiamo molto avvantaggiati, perché Vittorio Veneto ha proprio una struttura che lo permette. E quindi io credo che sia veramente un fattore legato alla volontà di ognuno di noi, no? Cioè, perché io non so, io ho visto che tutti parlano, poi è proprio quel saper fare, quella capacità di poter applicare e fare delle cose. Quindi bisogna creare delle organizzazioni dove tutti possano partecipare, dove le persone che fanno il mio mestiere, e qual è il mio mestiere? A questo punto delle volte io non lo so neanche più, se sono una donna di fabbrica, una donna dei musei, sono nel CDA di Ca' Foscari, ma tutto questo che cosa porta? Porta che la mia visione del mondo probabilmente è più ampia. Faccio un esempio su tutti. Vi faccio un esempio pratico. Noi abbiamo degli uffici a San Francisco in coworking. Coworking vuol dire che siamo all'interno di uno stabile dove tu affitti uno spazio e hai tutte il wifi, hai la segreteria, le stampanti, tutto quello che ti serve. Che cosa mi sono resa conto? Che a un certo punto ho osservato i musei e ho capito che gli androni dei nostri musei, Ca' Pesaro, Carezzoni, col Museo di Storia Naturale, erano dei naturali coworking. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo il wifi, abbiamo messo dei tavoli e gratuitamente abbiamo offerto alla città di Venezia dei coworking. Quindi vi invito, chi la prossima volta vuole fare un appuntamento di lavoro, andare a lavorare o scrivere o fare quello che vuole, può andare nei nostri, per esempio a Ca' Pesaro, dove c'è uno street piano, ci sono dei tavoli dove ci si può sedere senza comprare il biglietto prima. Cioè, ho visto la stessa cosa che tutti vedevano, ma da un'angolazione diversa. Questo probabilmente è uno sforzo mentale che dovremmo fare anche a Vittorio Veneto, perché gli spazi ci sono. Cioè, siamo già avvantaggiati. Vi faccio un altro esempio molto pratico. 11 musei, ho fatto un accordo con Unicef e abbiamo creato 11 spazi, quindi spalmati su tutta la città e le isole, dove abbiamo creato degli spazi che si chiamano Baby Pit Stop, che sono spazi gratuiti dove i genitori possono arrivare, mamme, papà, sedersi e cambiare un bambino. Non c'erano, non esistevano. Io quando andavo a Venezia con 6 bambini era un problema cambiare un pannolino a un bambino. Quindi ho guardato e osservato la stessa cosa di sempre. Il museo è rimasto lo stesso, però ho cominciato a immaginare che erano dei salotti, dovevano essere prima di tutto dei salotti per i veneziani, che sono costretti a vivere, no, questi riflussi turistici, quindi prima di tutto il museo è per loro. E poi è per i veneti, e poi è per il resto del mondo, no? Quindi ridare dignità a questi spazi, no? Quindi non solo un mordi e fuggi, perché voi capite bene che portare un turista a Venezia dentro un museo è complicato, una città, è un museo a città, sì, un museo a cielo aperto. Questo per dire che ci sono dei palazzi a Serravalle che sono la fine del mondo, che bisogna trovare, avere degli obiettivi, immaginare cosa fare, riportare degli uffici commerciali. Stamattina c'era un articolo che parlava che adesso vogliono rimappare oltre 2000 capannoni vuoti. Certo, perché negli anni 70-80 importante era costruire. E no, perché non bisognava solo costruire, bisognava costruire e fare formazione. Perché tu puoi costruire quello che vuoi, puoi costruire un capannone, ma se poi dopo non hai un'idea e non hai un progetto e non hai una visione, non vai da nessuna parte. Quel capannone starà in piedi 10 anni e dopo 10 anni sarà destinato a essere chiuso. Quindi non si può più costruire capannoni, bisogna riqualificare quelli che abbiamo. Perché è una questione poi di urbanistica.
della bellezza del paesaggio. Ecco, io credo che ci siano, il mio vi ho lanciato qualche sfida, qualche input, no? Vi ho descritto una fabbrica descritta al contrario, una fabbrica dove produciamo chiavi, però facciamo eventi culturali, presentiamo dei libri, facciamo delle feste, organizziamo delle cose che sono, che esulano dal fatto di essere una fabbrica. Con una scuola di Treviso, collegati alla Biennale del Bambino, abbiamo organizzato con gli scarti delle fabbriche, quindi noi davamo le chiavi, abbiamo dato questo materiale alle scuole e loro hanno partecipato alla Biennale del Bambino. Noi, tra parentesi, la nostra scuola che ci ha scelto a Treviso, siamo arrivati tra i primi. Ovviamente abbiamo dato le chiavi, poi siamo andati a comprarci il totem che avevano fatto con le nostre chiavi e quindi non solo abbiamo fatto lavorare i bambini, ma abbiamo portato del denaro alla scuola e poi abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo portato i bambini in fabbrica. Beh, sapete che emozione è? Le urla e le risate, la voce dei bambini è una cosa che ha fatto piangere gli operai, è un suono al quale gli operai non sono abituati, perché i bambini non vengono portati in fabbrica. Sapete la gioia di un bambino nel vedere finalmente una fabbrica? C'erano i bambini che dicevano: adesso capisco dove lavora il mio papà. Mio papà dice che va in fabbrica. Che cos'è una fabbrica? No? E quindi, ecco, come posso dire, questi sono i legami sui quali dobbiamo andare a lavorare, coinvolgere sempre di più l'imprenditore. Nel momento in cui facciamo la mostra delle Murrine o qualsiasi altra mostra, qualsiasi altra cosa che possa creare valore aggiunto insieme tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Musei Civici di Venezia, ci va poi un coinvolgimento a tutto il tessuto del territorio manifatturiero, ma non solo, perché poi la mostra, la bellezza, l'arte appartiene a tutti, è di tutti e dobbiamo prendercene cura. Guardate, non c'è museo al mondo che non abbia quadri di artisti italiani. Pensate, parliamo, scusa Franco, ma non posso non citare l'ultima mostra del Tintoretto, che è stata un'esperienza, una delle più belle esperienze della mia vita. Io sono in partenza per Washington perché si inaugurerà questa mostra, la più bella mostra del Tintoretto che è mai stata organizzata, la più completa, e che per la prima volta in America, quindi ci sarà l'ambasciatore italiano che vive a Washington e persone molto legate, molto vicine a Trump. Quindi noi di questo dobbiamo essere orgogliosi. E Tintoretto ce l'abbiamo ovunque, ovunque. Basta alzare gli occhi a Venezia e Tintoretto, adesso c'è la mostra del Canaletto. Ecco, perché voi immaginate un flusso turistico su Venezia? Beh, ma Venezia, Vittorio Veneto poi è a 60 chilometri. Certo, magari dobbiamo pensare ai treni, dovremmo pensare a dei treni che da Belluno vanno Vicenza, Verona, quasi come delle metro, no? Io che vivo a Vittorio devo andare a Venezia in macchina, perché dovrei prendere la macchina, arrivare a Conegliano, perché altrimenti avrei pochi treni. È su questo che dobbiamo lavorare, è su questo che dobbiamo lavorare in sintonia con la Regione, con tutte le istituzioni in causa, ma tutti noi, privati cittadini, siamo chiamati a fare la nostra parte. Non abbiamo più tempo per scherzare, non è più colpa di questo Stato, ma lo è in parte, ma ognuno che faccia la sua parte, no? Io vi faccio una battuta, ho visto quando sono al bar e vedo che mi portano la cannuccia, mi faccio togliere la cannuccia e dico: guarda, smettiamola di inquinare, non ho bisogno della cannuccia. E sapete perché non ho bisogno di quella cannuccia? Perché al Museo di Storia Naturale ho assistito a togliere una cannuccia dal naso di una tartaruga. È una cosa terrificante, piangeva. L'abbiamo tolta, no, con una pinza, e questa tartaruga. Ecco, voi pensate solo un gesto banale come una cannuccia che non serve assolutamente a nulla. A nulla. Ecco, allora io credo che la consapevolezza,
crescere queste nuove generazioni e vedo molti giovani seduti qua in sala. Il futuro è loro, il futuro è vostro, ragazzi. Io lo posso solo immaginare, voi lo vedete. Però se voi utilizzate persone come me dai capelli bianchi, da chi ha esperienza, probabilmente possiamo fare la differenza. Questo è un messaggio che rivolgo soprattutto a voi giovani, perché il mondo veramente è vostro. Avete veramente un potenziale incredibile. Io sono della generazione del carosello e del televisore in bianco e nero e del gettone, cioè proprio è quello. Quindi voglio dire, wifi, collegamenti, internet, il mondo in una mano, è pazzesca questa cosa qua. Sono nel CDA di H-Farm e tutte le volte che vado lì dico, mannaggia, tutto quello che ho imparato fino ad oggi è già talmente vecchio, devo di nuovo rimettermi in discussione. Ecco, però questa Vittorio Veneto è soprattutto vostra. Voi dovete sfruttare quello che sono le persone mature come me, che hanno esperienza, che sanno fare rete, che sanno fare in maniera positiva lobby, perché la lobby non è una cosa negativa, lobby la dobbiamo fare e appunto io credo che questo sia un momento importante per Vittorio Veneto, che avete tra i vostri cittadini la Presidente dei Musei Civici, avete Posocco, avete persone che sono pronte e sono con le mani aperte, perché è vero che noi siamo sempre disponibili proprio come posso dire, a uscire sulla terraferma, perché Venezia è di tutti. Ecco, io concludo dicendo che dobbiamo restituire a questo paese. Io lo sto già facendo e vedo molte brave persone vicino a me che lo stanno facendo. Sono prontissima a tutto quello che io posso fare con la fabbrica, con i miei impegni nel sociale, non nel sociale, amministrativi, politici, quello che c'è, io ci sono e quindi avanti tutta, perché Vittorio Veneto è una città meravigliosa. Grazie. Grazie a Maria Cristina Gribaudi per averci dato la sua chiave di lettura. Grazie mille.